chi è quelli? Ogni volta? Anche la settimana passata, già 2 volte. Ma non lo so. La vai getta, ma chi è? Ma frega te, tacchim piuttosto. Tacchimo. Buonasera amici! Buonasera! Bentornati, nuova edizione, 16ª edizione di Che Novità su Teleportolie. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono ogni settimana, gli amici di Castagnaro, il fan club. Cari amici, grazie, continuate così con Costa Tacchegna. Stasmana, la settimana passata, Sì. attacchiamo Ladies and Gentlemen con Short una volta. In servizio! Salve a tutti amici Teleportoli, finalmente pillole di storia col Signore da una volta. Oggi ci troviamo al Camello. Questa frazione deriva da un antico ramo del Po, scomparso da circa un secolo. Come possiamo notare in questa cartina settecentesca, ci troviamo proprio qui e il fiume crea queste due gobbe, appunto il Po del cammello, e possiamo notare perfettamente la forma proprio di un cammello proprio, e dunque il nome deriva da queste forme delle due gobbe. Che 150 abitanti circa, ma potrebbe star qui mezza giornata contavi de robe, però che mina tante robe da dire. Pensa che invece famiglie diceva che a Camello a che poca gente ma tanto bordello. E adesso invece siamo passati a Tolle. Tanti anni fa alcuni pescatori si stabilirono in questa località costruendo un piccolo porticciolo in legno per l'attracco delle barche. Sembra che il nome attuale del comune derivi proprio da questo porto, chiamato allora Porto del Tole. Gli abitanti sono circa 600 e più o meno in maggio si celebrerà la festa del paese. Ciao a tutti, dal Signore da una volta è tutto, linea allo studio. Ma sapete il buon, Short una volta. Lei lui la festa al togli. E io poi imbriaco ora. Sì, io imbriaco, te confermo. Sa perché? Ieri andavo a mangiare e bevrei coi fiori del Piemonte. E è stata storia. No. Sti fiori in contattare per raccontare le sue abitudini, lo fa ogni anno, in viso in contattare, ha fatto un cuore grande ma grande. Fa un capusso. Sì. In servizio. Grazie studio, siamo qui a raccontarvi una storia particolare quest'oggi di questi nostri 3 amici, compaesani possiamo dire, che ci sono venuti a trovare e lo fanno ogni anno. Ma raccontateci la vostra storia. Sì, sono 3 anni che ci siamo inventati un po' questa piccola tradizione, tutta la nostra compagnia, tra l'altro che facciamo tutti parte del comitato carnevale del nostro paese in Piemonte, perché noi veniamo dal Piemonte, dalla provincia di Vercelli, dalla Valsesia, dalla Valle del Monte Rosa, dove i nostri genitori che sono nati qui sul Delta, comunque nel Veneto, si sono poi trasferiti là e noi siamo poi nati in Piemonte e a questo punto abbiamo pensato di ritornare una volta all'anno nei luoghi insomma, un po' delle nostre origini. Benissimo. E avete anche dei cognomi locali? Assolutamente. Certo, come vi chiamate? Io sono Bovolenta, Moschini e io Bonandini. Quindi tutta roba nostra è su. Tutti quanti noi abbiamo dei parenti che si sono trasferiti in Piemonte, ma a chi è venuta questa magnifica idea di ritornare alle origini? Sì, è venuta a tutta la compagnia, perché noi siamo una compagnia che fa parte del comitato carnevale del nostro paese, però essendo voi per tanti motivi assenti da questi territori da tanti anni, voi perché comunque volevamo venire qui in un momento di festa, abbiamo iniziato con questa tradizione. Bisogna dire una cosa, tutti i nostri genitori sono andati via per necessità da queste parti, non sono andati via per divertimento o per fare delle esperienze, invece noi ritorniamo riportando forse un po' di allegria che forse a loro Il nome dell'iniziativa com'è? Giornata dell'orgoglio veneto, perché noi siamo veramente fieri di ritornare qua nelle nostre terre dei nostri genitori, dove hanno tribulato veramente tanto ai loro tempi quando sono venuti su in Piemonte, perché comunque non è che sono stati ben accetti da tutti. Innanzitutto davanti alle case c'era scritto non si affitta ai meridionali ma soprattutto ai veneti. Quindi non deve essere stato facile. Diciamo che dopo tanti anni oggi l'orgoglio è anche quello di essere finalmente questo non esiste più, c'è stata l'integrazione tutto fortunatamente perché dopo tanti anni poi, però il nostro orgoglio di ritornare un po' alle nostre origini, quello è chiaro che la terra è sempre quella da quale si arriva. Quindi dentro di voi siete un po' produttoriesi, un po', un bel po'. Assolutamente, assolutamente ragazzi. Nonni, zii, eccetera. Abbiamo ancora i parenti. Purtroppo non è che qua che abbiamo venduto a togliere più in teoria. È troppo comodo andare via e ste maglie o sono.
Ciao! Sai Questi è un omaggio che mi ha fatto i nostri amici del Piemonte, la Gita dell'Orgoglio Veneto, terza edizione. Grazie. Oh, grazie mille. A proposito dei piemontesi e dei migranti, andiamo a vedere i saluti che ci mandano i nostri amici portotollesi in giro per il mondo. Ehi! Buongiorno amici di Teleportole, un bacio e un abbraccio da lì da un'isola paradisiaca di Bintan in Indonesia. Ciao ragazzi! Che novità ragazzi? Sempre novità. Saluto! Ciao! Ciao! Evviva! Sagra di accorza! Ehi, qui Bergen, Norvegia, Pleasure. Ciao, ciao Teleportoli, ciao a tutti. Ciao. Un saluto a Teleportone. Che novità? Ciao, grazie! Che bei i nostri amici, Dio per il mondo. Eh sì, possiamo lanciare le flash news? No, Dai, fammi lanciare! ma no, Tito, no. Perché? Ma va neanche a salvare cascate del Niagara. Ha visto? Flash news! Un 44enne di Portotolle accusato a processo per abuso della figliastra di 8 anni, ora maggiorenne. Anziano 75enne di Portotoglie si barrica in casa con fucile che non vuole consegnare. Denunciato e ricoverato in ospedale perché è troppo in escandescenza. Zucchero Fornaciari sceglie nuovamente il Delta del Po per il video del suo nuovo singolo Voci. Purtroppo per il ponte del 25 aprile e 1 maggio il ponte della spiaggia barricata è ancora chiuso, creando disdegno tra le popolazioni. Dopo 40 anni di presidenza dello Scardovari Calcio Rosestolato passa il testimone al giovane imprenditore polesano Stefano Pandora, gestore dell'hotel e ristorante Bussana. Beh, grazie mille, bellissime le flash news, ma è il momento dei... Saluti! Ricordatevi di cliccare mi piace la pagina Facebook di Teleportole, condividete i nostri video e siamo anche su YouTube. E dunque ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando guardate la puntata della prossima settimana. E perché? Non so perché bisogna guardare sempre, magari scopriremo qualcosa sulla valigetta, sapete adesso. Adesso, andai via, sai dove perché non la mettere fuori, io mi... Ah, vabbè, quindi cari amici, Peta Casario, c'hai? Alla prossima puntata, ci vediamo, hasta per noi, ciao! Saluto tutti in compagnia, oggi e domani e tutta la via. E così sia.